alle mie spalle c'è una persona che ha capito... Ah, scusate, avevo la barba. Oggi sono rasato. Ma mi riconoscete, spero. Molto più giovane. Una persona che si occupava dell'emergenza ha capito che serviva un cantiere pilota, non la legge, non il piano, ma il cantiere. Ma perché questo signore va fuori dal seminato e viene a trovare una cooperativa di cittadini che stanno facendo la gara con lui perché lui deve presentare i prefabbricati, cioè i MAP, no? Entro marzo, e c'è qualcuno che lo vuole battere in volata facendo invece un cantiere di ricostruzione. E allora lui è preso sul vivo. È venuto a inaugurare il cantiere per non essere da meno, perché volevamo batterlo sul tempo, con un cantiere di ricostruzione, con un borgo ricostruito prima ancora che i MAP fossero pronti. È una bella gara, eh? È quella di preparare un cantiere con gli abitanti, raccogliendo i materiali, cominciando a costruire e dando coraggio a tutti quanti. E infatti il presidente Comelli ci ha messo sulla stampa ogni settimana per incoraggiare gli altri. Che cosa abbiamo fatto all'inizio? Con studenti stranieri abbiamo numerato le pietre. Per 2 anni abbiamo numerato pietre. E numerando le pietre con tutti siamo tornati in possesso del nostro patrimonio personale. Abbiamo cominciato ad amare i pezzi della nostra casa. E poi abbiamo formato le cooperative per ogni insula. Sarebbe un ambito edilizio unitario per ogni insula. Poi viene eletta la prima cooperativa una donna, la seconda una donna, poi ho aiutato a cominciare, ho visto che funzionava, ho cercato di pilotare la presidenza. Alla fine le presidenze erano solo donne. Signori, così funziona la ricostruzione. Mi dispiace a dirlo agli uomini, sono molto più brave, più pratiche, più organizzate, facevano le catene telefoniche e hanno anche occupato la Ponte Bana, fermando il traffico. Poi ci siamo messi d'accordo con la polizia, perché ritardavano i contributi dello Stato che ci aveva promesso. Ma qual è stata la forza di questo centro storico dove ho anche costruito una porta che non c'era? C'era anticamente, si avevano alcuni disegni di un certo professore, un maestro di scuola. Qual era la forza? Cos'è stata? La possibilità, con tutti i disegni pronti, dei prospetti interni ed esterni, che ogni cooperativa, ogni consorzio ha incaricato il proprio architetto, quindi eravamo pochi architetti alla fine, no? La forza è stata di avere il disegno esecutivo prima del piano che permetteva al sindaco di fare la richiesta finanziaria al Ministero dei Beni Culturali, permettendo alla Regione di dare un anticipo di 30 milioni di lire all'ora. 2 giorni dopo eravamo dal notaio. È logico, miei colleghi. Ma perché eravamo dal notaio? Per volontà loro. Per far che? Per metterci insieme. Ma che cosa? L'aggregato dei nostri rapporti di vicinato. L'aggregato è una bellissima parola. L'ambito edilizio unitario. L'impossessamento insieme all'architetto della propria casa, della propria identità, della propria capacità ricostruttiva. Dal primo giorno, dal primo disegno. In questo modo ho avuto la fortuna di vivere la fondazione di 23 cooperative. Nella mia vita sono oltre 3.000 persone. Dice, ma perché non partecipa a una campagna elettorale? Che bella questa campagna elettorale qua, più bella di questa, di trasmettere il nostro mestiere, la magia del nostro sapere.